Buongiorno, siamo con Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare, che sbarca anche a Nord-Est nella competizione elettorale che ci sta approssimando, ma anche con un impegno politico attraverso appunto Marco Rizzo, che in questi giorni è proprio qui a Nord-Est. E allora qual è il senso di questa presenza? Buongiorno a tutti. Intanto il nostro appunto è proprio un progetto politico che supera tutte le vicende del Novecento. Oggi il sovranismo popolare, che è la teoria a cui noi stiamo costruendo, io, Francesco Toscano, altri, è la risposta a quello che sta avvenendo. In primo luogo col no alla guerra, perché il tema della guerra e della pace diventa dirimente. Poi c'è un cambiamento epocale sia a livello italiano, pensiamo al ceto medio che viene schiacciato, commercianti, artigiani, piccola e media impresa vengono schiacciati in un processo di depauperizzazione voluto dall'Unione Europea e quindi c'è la necessità di costruire un'unità strategica tra il ceto medio, appunto, e la classe lavoratrice. È una cosa che sarebbe stata impensabile fino a 20-30 anni fa. Oggi è assolutamente attualissima. Quindi dicevamo no alla guerra, unità di tutto il popolo, di chi lavora sostanzialmente in Italia, e poi riconoscimento che il mondo sta cambiando. Se Putin e Trump fanno la pace, l'Italia può, come dire, godere di questa situazione. Noi siamo un paese che aveva l'energia a basso costo dalla Russia. Oggi Quindi lei le crede in no- questa pace possibile? Beh, dobbiamo crederci. Io credo sia possibile, ma bisogna spingere in quella direzione. Pensate dal punto di vista economico, intanto le morti, perché i poveri ucraini morti, i poveri russi morti, sono morti per una cosa che è stata spiegata molto bene dal vicepresidente americano Rubio e Vance hanno detto, il ministro degli esteri, il vicepresidente, hanno detto, credo sia più Rubio che l'ha detto, il ministro degli esteri, che la guerra tra Russia e Ucraina in realtà è una guerra interposta tra Stati Uniti e Russia. E quindi, come dire, se lo dicono loro, no? Bisognerà pur credersi, no? Quindi vuol dire che molta gente è morta invano e qua in Italia, ripeto, noi avevamo il gas russo a basso costo. Adesso Vance ha abbiamo, anche detto che noi europei però siamo degli approfittatori, dei quello sì. parassiti. Ma questo è un fattore economico, ma proviamo a guardare, appunto, cominciamo con l'economia dell'Italia. Noi prendevamo il gas russo a basso costo. Adesso prendiamo il gas russo che costa di più perché è triangolato tramite Tunisia e Algeria. E poi prendiamo il gas statunitense che quando parte costa 1 e quando arriva costa 4. E allora non è che è così conveniente tutto quello che è successo, no? Poi se sono loro che dicono che questa guerra l'hanno fatta per interposta persona e riescono a farla cessare, mi chiedo io perché dovremmo opporci a questo. Considerate che l'Unione Europea ha fallito col Covid, ha fallito con il cambiamento climatico, avete visto, adesso fanno marcia indietro quasi sulle auto elettriche, ce ne hanno fatte di tutti i colori, pesca, agricoltura, vogliamo vedere cosa è successo da quando siamo dentro l'Unione Europea, vogliamo provare a pensare a uno stipendio del 2000, 2 milioni di lire del 2000 era un buon stipendio, 1000 euro oggi si muore di fame. Insomma, se non capiamo questa roba qua vuol dire che vogliamo suicidarsi. In realtà non è che noi vogliamo suicidarsi, sono questi gruppi che gestiscono l'Unione Europea, fallita ormai, che pensano di usare la guerra per stare a galla. Cioè uno come Quindi Macron. lei non ha eh, partecipato alla grande manifestazione di Roma, quindi. no, noi a Roma eravamo in un'altra piazza, solo che non l'hanno detto, eravamo in 5.000 persone col tricolore italiano, perché dall'altra parte c'era una manifestazione per la guerra, con la bandiera dell'Europa e la bandiera di arcobaleno, che fa ridere, no? Per quelli che erano lì, erano per la guerra, poi molti erano pensionati, portati a forza lì dalla CGIL con i pacchetti, no? Poverini, e perdevano pensioni, perché se c'è la guerra, gli 800 miliardi di riarmo, chi li paga? Li pagano i pensionati con le pensioni e le pagano i pensionati con la salute, no? Perché tolgono da lì. Quindi erano un po' come dire, godevano della sindrome di Stoccolma, no? Erano in mano ai loro rapitori. Ecco. Allora, se noi non capiamo questo, e noi eravamo lì a fare una manifestazione come la faremo adesso, io domani sarò a Trento
a Villa Giusti alle 5:30 per lanciare la nostra campagna elettorale con la candidata sindaco di Democrazia Sovrana Popolare. Poi saremo a Padova, a Peraga di Livonza, domenica alle 2:30. Bene, ma sabato prossimo ancora, il 5, saremo a Milano a fare una manifestazione nazionale dal titolo Pace e sovranità, no al riarmo dell'Unione Europea, no alla guerra dell'Unione Europea. E lo faremo non con le bandiere di partito, lo faremo col tricolore italiano, perché io sono convinto che la maggioranza degli italiani non vuole la guerra. E invece questi matti vogliono in qualche modo Ma tentare la guerra. lei a chi si riferisce? Più al governo o più a Macron? Le dico in ordine: von der Leyen, Macron, Starmer. E qua il governo italiano, come dire, sta a metà strada, no? Perché la Meloni, che capisce la politica, cosa ha fatto? Dice: i nostri soldati non ci andranno. Ci credo bene. Questi qua vorrebbero sostenere di fare una missione, no? Non la chiamano più, cambiano sempre nome, no? Prima era Riarmo, poi l'hanno cambiato, adesso erano i volenterosi, adesso non so cosa sono. I volenterosi sono quelli che hanno invaso l'Iraq, sono quelli che hanno ammazzato 2 milioni di iracheni, ucciso Saddam Hussein senza nessuna prova, perché le provette che faceva vedere Colin Powell, il segretario di Stato americano all'ONU, erano false, l'ha detto lui, non l'abbiamo detto noi. Poi, vabbè, detto questo, questi signori vorrebbero fare una guerra strana, no? Dicono armiamoci, poi dicono mandiamo truppe di interposizione, ma le truppe di interposizione in Ucraina dovranno essere truppe che non hanno combattuto, giusto? Sono matto a dire una cosa del genere, no? Dovrebbero essere thailandesi, indiani, brasiliani, che ne so, no? Cinesi, E possono essere i francesi e gli inglesi che hanno mandato armi, cannoni, missili, hanno mandato uomini. E i russi secondo voi accettano una cosa del genere? Anche perché c'è un piccolo dettaglio: i russi hanno vinto la guerra. Cioè, questo non sta nella testa. E gli Stati Uniti adesso non ci sono più. E infatti l'Unione Europea non esiste di fatto. Guardate, il fatto che si siano riuniti dopo dopo il famoso incontro tra Trump e Zelensky, si sono riuniti a Londra 16 paesi dell'Unione Europea. Proviamo a ripetere: si sono riuniti a Londra. Londra non fa parte dell'Unione Europea. E si sono riuniti in 16, ma i paesi europei sono 27, quindi vanno a Londra, che non è un paese europeo. Si riuniscono in 16 invece che in 27. Poi ci mettono dentro i turchi, ci mettono dentro i canadesi. Ma vi rendete conto? Ma di cosa stiamo parlando? Le spiego il mio parere. Io credo che questi signori vogliono la guerra per salvare le loro poltrone. Ed è per questo che noi chiediamo ai cittadini italiani sabato prossimo di venire a Piazza della Scala a Milano, il 5, con le bandiere italiane. La bandiera italiana deve diventare la bandiera della pace. Lei prima mi ha detto quella piazza a Roma con le bandiere europee. Quella era la bandiera della guerra. Tra l'altro l'abbiamo anche pagata, lo sa, no? Hanno speso 350.000 euro, i cittadini italiani hanno pagato quella Quindi manifestazione. si aspetta che paghino anche la sua manifestazione. Molti adesso dicono che è un modello che deve essere trasportato Noi, guardi, ad altri. abbiamo fatto la manifestazione a Bocca della Verità con un camioncino, abbiamo speso 900 euro, a Milano non mettiamo neanche il camioncino, quindi proprio non abbiamo, non è il nostro problema, non sono i soldi, è la comunicazione. Invece tornando a questo tema che è molto, molto importante, la sua immagine è sempre stata collocata a sinistra, però a sinistra, certo nel governo ci sono parecchie divisioni sul tema, ma a sinistra proprio ci sono delle spaccature molto nette su questa questione di come comportarsi, che sarà dirimente per il prossimo futuro. Quindi qual è il rapporto tra democrazia sovrana e popolare e la sinistra? La sinistra non esiste, così come oggi bisogna superare questa dicotomia. Destra e sinistra sono due concezioni che hanno, come dire, illustrato la vicenda politica del secolo scorso. Oggi, quando io le dico che il ceto medio produttivo italiano deve allearsi con la classe lavoratrice, il ceto medio nel passato era più collocato a destra e la classe lavoratrice certamente a sinistra. Quindi io cosa le sto dicendo? Le sto dicendo che bisogna unire il ceto medio con la classe lavoratrice. Per fare questo bisogna superare la dicotomia destra-sinistra, bisogna pensare semmai al basso contro l'alto. L'alto cos'è? La grande finanza, le multinazionali, questi signori che determinano
con la Banca Centrale Europea, col Fondo Monetario Internazionale, con i grandi fondi, il destino dei popoli. Questi sono il nemico. E noi invece dobbiamo unire tutto il popolo, la piccola e media industria, gli artigiani, i commercianti, le partite IVA, con gli operai, la classe lavoratrice. Siamo il 95% del popolo. E quindi è chiaro che quando lei mi chiede lei dove si colloca, io mi colloco nel sovranismo popolare, che è una nuova teoria. Guardi, i temi della guerra hanno determinato nel secolo scorso la nascita e la scomparsa di nuovi e vecchi partiti. Quindi è più E quindi vicino a oggi, Salvini, che è sovranista e anche un po' popolare? ma guardi, Salvini, sarei vicino a Salvini nelle cose che dice, non nelle cose che fa, perché, come dire, nell'ultimo periodo ha detto delle cose e poi ne ha fatte delle altre. Ad esempio, adesso dice delle cose giuste, no, sulla guerra, però ha votato fino all'altro ieri gli 11 pacchetti di armi all'Ucraina e poi ancora ha consentito, il governo è andato con un mandato. Il mandato era quello di non avere uomini sul campo, ci credo. E poi la Meloni ha fatto una cosa, come dire, astuta, dice se ci sono gli italiani ci devono essere solo sul mandato dell'ONU, ma come lei sa all'ONU c'è un Consiglio di sicurezza in cui c'è la Russia e gli Stati Uniti, quindi se non sono d'accordo la Russia e gli Stati Uniti le truppe italiane non ci vanno e questo va bene. Però perché Salvini tuona contro le sanzioni e poi accetta il fatto che ci sia l'unanimità sulle sanzioni alla Russia, che non fanno male alla Russia, quelli se ne fregano delle nostre sanzioni, fanno male all'Italia. Senta, adesso la Meloni va al congresso di Calenda e c'è stato anche su questo un po' di discussione, no? Ma la E Meloni fa bene andare dappertutto. Guardi, se mi invitasse Calenda, vado anch'io da Calenda. Il problema è quando uno ha lei delle idee inviterebbe la e Meloni al congresso, visto che siete in fase congressuale anche voi? ma no, noi faremo il congresso a gennaio, quindi abbiamo tempo. Ma io sono andato da Treu, sono stato invitato, eh, ho avuto anche un colloquio con Donzelli, mi ha detto gradiresti venire ad Atreio? Io gli ho detto sì, vengo, certo, non è che vengo con un sottosegretario a parlare, a me non me ne frega niente, vengo a parlare su temi fondamentali della politica italiana. Gli ho detto fammi fare un incontro sulla guerra con il ministro Crosetto. E lui alla fine, dopo mezz'ora, mi ha richiamato, mi ha detto, senti, ti proponiamo un dibattito col ministro Urso, il presidente di Confindustria e il responsabile delle relazioni di Stellantis sulla Fiat. Cioè, ci sono andato molto volentieri, guardatelo, lo trovate in rete Questo e, è un tema e molto attuale anche sentite, adesso, esatto, perché sentite siamo come alla le ho scadenza suonate, ecco, del 2 aprile, i che dazi arriveranno, probabilmente non ma si sa in anche che qua, la forma. storia dei dazi, adesso io qua vorrei essere molto netto. Io nell'ultimo periodo ho parlato molto con industriali, imprenditori, eccetera, eccetera. Il tema fondamentale è il costo dell'energia. Il costo dell'energia è la cosa più importante, vale 10 volte i dazi. Ma anche qua, i dazi. Ma dato che questa Unione Europea con noi è stata sempre solo matrigna, ma perché noi non ce ne freghiamo dell'Unione Europea e trattiamo direttamente con Trump la vicenda dei dazi e trattiamo direttamente con la Russia la vicenda della riapertura delle energie per il nostro paese C'è il e piccolo ce ne dettaglio che siamo un freghiamo? mercato unico. E beh, ce ne freghiamo di quello, anche perché questa guerra mica ci... Guardi che per fare il comando unico dell'esercito, come vogliono fare, servono nuovi trattati. Non è che in questi trattati c'è scritto che sono i francesi che comandano, è chiaro? Quindi, come dire, dato che stanno cambiando le carte in tavola loro, beh, cambiamole anche noi. Senta, i dazi, appunto, probabilmente il costo dell'energia potrebbe, i vantaggi sull'energia potrebbero compensarli, però nel settore dell'automotive, pare che faranno dei danni molto vistosi e questi, mh, si combinano, no, con una situazione che l'Italia vive in maniera particolare in questo settore, perché dipende un po' dalla Germania che sta andando male e un po' dall'export che potrebbe essere danneggiato. La preoccupa questo? Ma certo che siamo preoccupati, indubbiamente il nostro paese non è un paese che produce materie prime, no? E quindi è chiaro che noi siamo solo un paese che, si può dire, ha una meccanica fine, ha un'industria, ha una tecnologia. Adesso le racconto una storia che le dà l'idea anche dei riferimenti storici. C'era all'epoca dell'inizio del secolo scorso una signora, una giornalista, che si chiamava Sarfatti,
La Sarfatti dicevano che era amante di Lenin e di Mussolini, no? E a un certo punto, in uno di questi viaggi della Sarfatti che fa nella Russia rivoluzionaria, no? Incontra Lenin e per ora la causa della rivoluzione in Italia, no? E Lenin a un certo punto gli dice un po' seccato: la rivoluzione in Italia non si può fare. E gli fa: perché? Perché non c'è il carbone. Cioè, in una frase secca gli diceva che non avendo le materie prime, l'Italia non avrebbe potuto mai essere autonoma e indipendente. Oggi non è proprio così, ma nel caso noi potremmo, ripeto, rivolgersi mica a due staterelli, non a San Marino, noi potremmo rivolgersi agli Stati Uniti e alla Russia e a tutto il resto del mondo, chiaramente senza rompere i ponti con l'Europa. Vogliamo avere l'energia dagli altri, diciamo dalla Russia, dall'Asia, dall'Africa, e vogliamo avere la tecnologia con tutti gli altri, tutto il commercio con tutti gli altri. Ma perché noi dobbiamo pagare per problemi dell'Europa? Perché dobbiamo pagare per i problemi? Hanno sbagliato sulle auto green, sull'elettrico, benissimo, e perché dobbiamo pagarlo noi? S'arrangino, l'hanno voluto fare loro, caccino Macron. Macron ha il consenso di un francese su 10, ha preso il 20%, hanno votato la metà degli elettori, quindi perché dobbiamo tenerci Macron? O dobbiamo tenerci la Christine Lagarde? Lei l'ha votata la Christine Lagarde, lo sa che se lei ha un mutuo, sono 500.000 le famiglie italiane che hanno un mutuo a tasso variabile, dipende da quello che decide quella tizia lì che c'ha il becco. Bene, a me non interessa cosa decide quella tizia lì, voglio sia il popolo italiano a decidere. Senta, ho poco tempo ancora, volevo chiederle, in questi giorni lei è apparso con una fotografia che sta facendo discutere molte donne, no? Su queste bombe. Sì, E- sì. Una fotografia che Guarda, è stata giudicata sessista, una donna con un seno prosperoso, lei ha detto queste sono le uniche bombe che mi piacciono. Cioè, è stato un lei po'... non ha finito la frase perché doveva, per essere completa, dire che ho finito quella battuta dicendo sì alla pace, no alla guerra. E quella visione lì ha avuto, mi hanno detto, 25 milioni di visualizzazioni. Ma non di consenso, però, di visualizzazioni. Beh, facciamo attenzione. Spesso quelli che mi hanno attaccato sono persone che non si indignano se ammazzano 100.000 palestinesi o se sono morti decine e decine di migliaia di ucraini, di russi. Non si indignano di quello, ma si indignano sul sessismo. E, come dire, guardano il dito e non guardano la luna, perché fa il paio, eh? Quelli che ci vogliono imporre determinati comportamenti, quelli che vogliono che ci sia la desinenza delle parole in un certo modo, quelli che ci vogliono imporre i gusti sessuali di una minoranza, sono gli stessi che vogliono la guerra, l'Unione Europea, c'è un filo comune che li lega. E quindi, dato che le cose che dico io danno fastidio e ti mettono in un angolo, io so uscire dall'angolo. Va bene, quindi la vedremo nelle prossime elezioni. L'epoca geologica fa un sondaggio che è stato avvalorato da tante, diciamo così, di questi sondaggisti. Noi non abbiamo i soldi per pagare i sondaggi, ma non gliel'abbiamo chiesto noi. Hanno detto che un partito fatto da Rizzo e Vannacci diventava il terzo partito italiano. Adesso io non spingo, anche perché per sposarsi bisogna essere in due, no? Credo che Vannacci voglia ancora mantenere un rapporto con la Lega, va bene. Eh, non parlerò mai male di Vannacci perché Vannacci è uno che ha detto delle cose importanti. Nella Lega c'è una contraddittorietà tra le cose che si dicono e le cose che si fanno. Però, insomma, il fatto di avere dei sondaggi veri che dicono che Rizzo e Vannacci diventano il terzo partito italiano e possono arrivare anche dal 7 all'11%, come dire, non è proprio un viatico così negativo. Ma ripeto, il nostro problema oggi non sono le elezioni politiche, saranno nel 2027. Ci vogliono ancora 2 anni e mezzo. Adesso noi dobbiamo bloccare la guerra e quindi non voglio fare, diciamo così, battute partitiche. Voglio dire che dobbiamo, nel caso, usare una sola bandiera come bandiera della pace, il tricolore italiano. Va bene, allora ci vedremo a questa manifestazione a Milano. A Intanto la Milano. ringrazio di essere stato Ringrazio io con voi, noi. Grazie e molto buona gentile, giornata. arrivederci. E buona giornata anche a tutti i nostri telespettatori. Arrivederci.